Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu e vi sto presentando quest'oggi un appartamento, è nuovo sul mercato e siamo a Quartu Sant'Elena in prossimità della via Turati. Siamo al terzo piano di una palazzina senza ascensore, un piano, come vedete, mansardato. Siamo direttamente sull'immobile e da questa parte abbiamo il portoncino d'ingresso. Immobile chiaramente conforme, frutto comunque di una concessione di sanatoria, e ci accoglie direttamente dal portone d'ingresso, dalla portoncino d'ingresso, la parte dedicata al soggiorno. Parte dedicata al soggiorno estremamente particolare, molto luminosa, anche perché l'immobile di tipologia Trivano ha un fiore all'occhiello che è davvero un'ampia terrazza a disposizione. Molto particolare anche perché abbiamo questa nicchia angolo bar, peccato che non sia fornita come un bar, ma abbiamo solamente i bicchieri. Molto particolare. Da questa parte poi sicuramente una luminosità arriva da questo matton vetro con queste due colonne che ci portano appunto nella parte interna, diciamo, dell'immobile, che è così suddivisa. Da questa parte abbiamo la zona dedicata alla cucina, alle mie spalle le due finestrature che ci portano nella terrazza a livello e da questa parte le due camere. Ora, vedete quello che appunto rimane dove poter appunto collocare la cucina. Da questa parte, facente funzione di piccolo disimpegno, entriamo nel bagno. Bagno comunque completo e finestrato nella terrazza. Da questa parte finestratura sulla terrazza e poi bagno lungo dove abbiamo lavello, bidet, WC e alla fine la doccia. Ritorniamo da questa parte, vi faccio vedere la parte, diciamo, nella sua particolarità dell'immobile. Due camere, una matrimoniale, la vediamo subito, abbastanza ampia anche la finestratura direttamente su strada. Andiamo ora a vedere la seconda camera estremamente semplice, e questa appunto cameretta finestrata direttamente sulla terrazza. Ed è arrivato il momento di uscire nel fiore all'occhiello di questo immobile, proprio perché non è proprio estremamente semplice trovare degli immobili con uno spazio, una pertinenza così ampia all'aperto. Beh, signori, vi presento quella che è la terrazza. Tanti metri quadri, giratevi pure intorno, perché da questa parte immaginatevela con un gazebo, immaginatevela con qualcosa per ripararsi dalla pioggia o dal sole durante colazione, pranzo e cena. Due cosettine particolari, un condizionatore che serve comunque l'immobile. Qui abbiamo un piccolo ripostiglio dove abbiamo l'impiantistica legata appunto all'acqua sanitaria. Vabbè, qui quello che rimane di un barbecue, ma ipotizzo e immagino che sia vostra cura, procurarvi un signor barbecue per uno spazio così ampio. E più qua abbiamo una prosecuzione della terrazza dove si affaccia direttamente la finestra del bagno. Voglio farvi notare che al terzo piano a Quartu, se possiamo alzare leggermente l'inquadratura, siamo sopra i tetti, diciamo che dalla via Turati si estendono per l'interno, fino all'interno di Quartu. Da quella parte il panorama dà su Castello e sulla parte dei monti di Capoterra. Beh, vi abbiamo presentato a Quartu una situazione estremamente particolare. Questo è un Trivano, ripeto, mutuabile, frutto di una sanatoria, quindi comunque di un condono. Abbiamo due camere matrimoniali, una zona soggiorno, una cucina, il bagno e questa ampia terrazza. Al terzo piano senza ascensore potrebbe essere il prossimo vostro investimento. Ricordate che sono Roberto Puddu, vi invito a contattarmi e ricordate che posso vendere anche la tua.